Siamo a Porto Torres sul circuito creato per il primo corso di guida sicura rivolto ai minorenni della provincia di Sassari, un primo corso di guida sicura appunto rivolto ai giovani studenti delle scuole superiori di tutta la provincia di Sassari che si cimenteranno nelle prime battute, nel primo approccio con quello che sarà poi il futuro, perché il futuro prevede che ogni ragazzo acquisisca tutte le nozioni e il comportamento adeguato per correre in sicurezza sui motocicli. Correre in sicurezza e chi poteva essere testimonial di questa iniziativa organizzata dall'ACI provinciale di Sassari e dalla provincia di Sassari. Luca Manca, un pilota professionista sassarese di soli 28 anni ma che ha al suo seguito tantissimi campionati mondiali di motociclismo. Sono qui perché l'amministrazione mi ha contattato dicendo che c'era questa prima esperienza di guida sicura. Io ho accettato senza esitare perché è una cosa giusta, perché ormai incidenti moto mortali e incidenti gravi se ne vedono tanti, troppi ogni giorno, e non è giusto che un ragazzino di 15 anni o 16 anni possa farsi del male perché non ha delle nozioni base. Secondo me dovrebbero essere obbligatori nelle scuole con delle ore a livello di come matematica, inglese o geometria, perché la vita vale tanto e troppo per rischiare di giocarsela così in un attimo. Siamo qua, oggi siamo ospiti del comune di Porto Torres, al porto, vicino alla stazione marittima nuova. Un posto ideale, ampio, senza ostacoli, però gli ostacoli li abbiamo creati noi, con dei birilli, con un telo bagnato. Abbiamo delle moto apposite con le quali faremo vedere i vari rischi che si possono avere. Sono dei motorini normalissimi, come i motorini che un genitore regala al proprio figlio quando finiscono le scuole, quindi in questo periodo per una promozione. E quindi è giusto che il ragazzino, prima che si sieda sul motorino e vada a tutto gas con la propria fidanzatina o con un amico dietro, rischi la vita, è meglio che impari almeno delle nozioni base. Poi certo in un giorno non si impara ad andare in motorino, però noi cerchiamo di dargli un indirizzo al quale poi lui dovrà man mano ogni giorno cercare di aggiungere qualcosa di più. Ci puoi dire qualche curiosità di queste guide sicure, soprattutto che cosa deve imparare il giovane che inizia a fare le sue prime corse in moto? Il ragazzino deve imparare innanzitutto che la strada non è una pista e quindi imparare alla sicurezza, imparare a usare le protezioni, il casco, i guanti. Ormai si vendono i giubbotti a moto con le protezioni per la schiena, per i gomiti, per le ginocchia. Molti non lo usano perché forse non è abbastanza chic usarlo per andare al bar a bersi l'aperitivo, però sono obbligatorie. Noi cerchiamo proprio di indirizzare il ragazzo a usare il casco, a usarlo in maniera corretta. Noi cerchiamo di dare questi indirizzi, poi abbiamo dei motorini veramente giusti per fare queste esperienze. E noi ci troviamo proprio sul molo della teleferica, un nuovo pontile creato all'interno del porto civico, dove appunto il comune di Porto Torres, grazie alla sua ospitalità, ha allestito un'area dedicata proprio a questo circuito che non è certamente quello tradizionale. Sulla pista troviamo delle moto che non sono quelle normali, sono delle moto speciali. Esattamente come si chiamano e a cosa servono? Sono delle Honda Buzzer, è un tipo di moto con un baricentro molto basso che aiuta anche il ragazzino più basso, la ragazzina che non ha una forza per tenere la moto. Poi sono delle moto particolari che hanno queste moto si possono dire che hanno 4 ruote, perché dove sono seduto io in questo motorino abbiamo 2 sponde laterali con una ruota che in caso di caduta evita che il passeggero o il conducente rischi di cadere. Quindi noi con queste moto faremo vedere i vari rischi sul bagnato, con un telo bagnato molto scivoloso, che è la cosa più estrema, più pericolosa che possa succedere a un motorino, perdere l'aderenza con la ruota anteriore. E poi abbiamo gli altri motorini con ruote molto gonfie che praticamente perdono l'aderenza molto facilmente, e noi cerchiamo di insegnare al ragazzino la frenata coordinata col movimento del manubrio, perché noi nella guida di tutti i giorni sentiamo molte volte i motorini che arrivano con la ruota di dietro inchiodata, quindi sentiamo questi lunghi fischi. Niente di più pericoloso, perché in quel momento c'è solo una ruota che ti sta tenendo in piedi, e noi oggi cerchiamo di dargli un indirizzo su cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. I ragazzi oggi avranno i caschi, avranno le ginocchiere, avranno le gomitiere, avranno i paraschiena, cioè tutto quello che serve per guidare in sicurezza.
L'ACI ha pensato proprio a tutto, perché il posto è ideale, è congeniale, è largo, non ci sono gli ostacoli che si trovano in marciapiedi, però li abbiamo creati noi con dei birilli, con degli ostacoli artificiali, con dei birilli coricati che indicano un ostacolo improvviso, e noi oggi cercheremo di insegnare ai ragazzini cosa fare nei momenti di difficoltà, perché la moto è un bel gioco, è divertente, è facile, si va al mare, si va a scuola, si va dagli amici, si va in comitiva, però la moto è un mezzo talmente pericoloso, perché quando cadi sul duro. In città ci sono molti ostacoli, sia artificiali che no, quindi poi trovi le macchine, trovi tanto, e quindi noi oggi cerchiamo in uno spazio largo, ma creando noi pericoli, di trasformare divertimento in una cosa seria, e spero che i ragazzi stiano concentrati e non la prendano troppo a gioco. Ecco, ricordiamo gli sponsor e gli organizzatori sono l'ACI provinciale di Sassari, la provincia di Sassari con l'assessorato ai trasporti, l'assessorato all'istruzione, il comune di Porto Torres, ma anche il centro di guida sicura dell'ACI di Vallelunga a Roma, che si sono messi a disposizione oggi proprio per impartire le regole giuste che devono seguire i giovani sui ciclomotori. Siamo su una pista, appunto un circuito dove si esibiranno 60 ragazzi della provincia di Sassari, ma troviamo anche delle situazioni non ideali, quindi è stato creato una particolare zona, un'area dove c'è un telone e c'è anche dell'acqua. Cosa servirà? L'acqua servirà a far perdere l'aderenza in maniera più improvvisa a questi motorini. Noi adesso stiamo finendo di innaffiare il nostro telo, e poi io proverò a vedere se c'è abbastanza acqua oppure no, per perdere l'aderenza in maniera improvvisa, come quando tu passi su un pavé, su una rotaia di un treno, che è un attimo perdere l'aderenza, ti scappa via il motorino da sotto e tu neanche te ne accorgi, e quelli sono i momenti più pericolosi. Poi troveremo i birilli, le curve più difficili, che non sono curve rotonde, troveremo le curve con degli ostacoli all'interno della curva, dove uno dovrà subito improvvisare e cambiare subito direzione, e sono praticamente tutte le situazioni che si trovano in città: una macchina, una portiera che si apre improvvisa, un bambino che ti attraversa, un pedone che non rispetta lo stop. Quindi cercheremo di creare tutte queste situazioni, che sono quelle che fanno la differenza tra una guida sicura e una guida al limite dell'insicurezza. Were the one with a change of heart. Didn't matter how hard I tried. I would have died for this love. Now I gotta be strong. You killed me when you said it felt right, but you could be wrong. Abbiamo parlato di comportamenti sicuri, ma anche di attenzioni, soprattutto all'abbigliamento che un ragazzo deve tenere per essere sicuro sulla moto, soprattutto sul casco. Perché sul casco e soprattutto perché è importante sceglierlo? Ci sono dei dati in cui un conducente di una motorino, moto grossa, quello qualsiasi in mezzo a due ruote, il 70% dei ragazzi, delle persone, hanno avuto incidenti gravi con conseguenze disastrose, perché il casco o non era allacciato, o era allacciato in maniera non corretta, oppure non era messo in testa, perché da quando ormai il casco è obbligatorio si stanno facendo dei passi avanti. Prima il casco poteva essere omologato per il motorino, adesso deve avere un'omologazione, c'è una sanzione anche che la polizia ti mette se il casco non è omologato. Ancora si vedono troppi caschi piccoli dove la nuca non è coperta, e quindi noi cerchiamo adesso, con la teoria che si sta facendo sulla stazione marittima, di far vedere tramite dei filmati le conseguenze di un casco non omologato, di un casco allacciato male e di un casco non indossato nella maniera corretta. Poi certo il motorino non chiede caschi integrali come per le moto di grosse cilindrate, però se un casco è omologato che copre la nuca,
hai già ottime possibilità di salvarti, perché una caduta con un motorino, se un motorino è in regola col codice della strada e non è stato modificato, le velocità non sono alte, quindi un casco serio, omologato, di qualsiasi marca sia, che sia bianco o colorato, ok, ti salva la vita in qualsiasi occasione. Chiudiamo questo speciale sul primo corso di guida sicura realizzato in Italia e in Sardegna con Luca Manca, pilota sassarese che da anni è impegnato sui circuiti mondiali di motociclismo, per lanciare un messaggio ai giovani. Il primo messaggio è: ragazzi, la moto non è un gioco, è un mezzo pericoloso, quindi alla guida sempre con prudenza, senza aver bevuto, senza aver assunto droghe, e soprattutto se eccedete in qualcosa, nell'alcol, o vi siete divertiti e siete stanchi, non vi mettete alla guida, lasciatela. Intanto una buona passeggiata fa sempre bene, e poi mi raccomando, la cosa importante è il casco, non correre nel traffico, e sempre e comunque prudenza.